Open Day oggi all'Istituto Fermi, ecco, quali sono le offerte formative, preside, e perché un ragazzo può iscriversi all'Istituto Fermi, con quale prospettive di lavoro? Allora sì, oggi è il primo giorno di Open Day, l'altro sarà domenica prossima. Questo, dicevo, è un momento molto importante per i ragazzi perché dovranno scegliere i loro percorsi di studi nell'istituto superiore. Il nostro è un istituto che è veramente all'avanguardia, intanto è un istituto tecnico, un istituto professionale, come tale offre una marea di indirizzi e tante opportunità, sia per potersi iscriversi in qualsiasi facoltà universitaria, ma sia anche per inserirsi in maniera proficua nell'ambito del lavoro. L'istituto professionale conta ben 4 indirizzi che sono l'ottico, l'odontotecnico, i servizi sociosanitari e anche la manutenzione, mentre invece per quanto riguarda l'istituto tecnico ha 5 indirizzi, tra cui il chimico, la meccanica e la meccatronica, ha inoltre l'elettrico e l'elettronico e la moda e anche l'informatica. Quindi sono tutti indirizzi che sono all'avanguardia e che permettono ai nostri ragazzi, una volta completato il percorso di studi, di poter lavorare in maniera immediata quasi. Il nostro istituto conta di 3 sedi, non soltanto questa di Aragona, ma ci sono altre 2 sedi che sono una a Favara e un'altra a Racalmuto. Inoltre dobbiamo dire che abbiamo anche un corso serale che permette agli adulti di rimettersi in gioco e quindi di poter conseguire un diploma. I ragazzi possono sicuramente trovare nell'ambito di questi 8 indirizzi l'indirizzo che è più confacente alle loro esigenze, anche perché il nostro istituto, oltre a fornire ai ragazzi le competenze adeguate per poter lavorare e proseguire gli studi, dà anche la possibilità di potersi completare dal punto di vista sia umano anche attraverso una molteplicità di attività extracurriculari che noi svolgiamo durante il corso dell'anno. I ragazzi svolgono, oltre che le lezioni, anche partecipano a progetti tipo il teatro, la musica e inoltre hanno la possibilità anche di svolgere un'attività relativa all'ex alternanza scuola-lavoro, cioè i percorsi per le competenze trasversali, e quindi per veramente provare e toccare con mano quali sono le attività sia in Italia che all'estero di alternanza scuola-lavoro. Ecco, vediamo alle sue spalle una scritta Campus Game, cosa vuol dire? Allora, la nostra scuola ha siglato un protocollo d'intesa con la CAME di Treviso. La CAME è una multinazionale che lavora nel mondo dell'automazione. Ebbene, già da un paio d'anni alcuni dei nostri ragazzi vanno in azienda a fare alternanza scuola-lavoro. Quindi è un'ottima scelta, potrebbe essere propedeutico anche un inserimento nel mondo del lavoro. Assolutamente sì, tra l'altro la Camera rappresenta un'eccellenza nel mondo dell'automazione e della domotica. Siamo una scuola all'avanguardia dove si fa attività prettamente tecnica e professionale, dove i ragazzi imparano a fare qualcosa, dove i ragazzi studiano approfonditamente le materie tecniche e dove di sicuro c'è la possibilità di poter avviarsi al mondo del lavoro e dare anche la possibilità di accedere a qualsiasi percorso universitario. Nello specifico volevo mettere in evidenza i nostri percorsi riguardanti l'informatica e telecomunicazione, dove ad esempio proprio in questi giorni abbiamo avuto notizia che 2 nostri ragazzi sono stati selezionati per partecipare alla fase regionale